Eder. Mech. Pallister. Il 24 dicembre per la prima volta ho fatto sentire in un pezzo dell'audio registrato durante l'omicidio di Pierina una voce femminile che secondo me per tonalità era compatibile con Manuela o al massimo con la figlia, non sicuramente con Valeria o con Pierina. Sono passati 4 mesi e la perizia conferma quello che avevo detto io. La persona che si sente parlare sarebbe Manuela. A mio avviso dice te l'ho data, secondo chi ha fatto la perizia forse dice buona, ma in ogni caso, come ho sempre detto, non conta ciò che dice, conta il fatto che sia lì. La persona che è lì sta partecipando all'omicidio. Dopodiché si sentirebbe un'altra persona parlare maschile. In questo caso, secondo la perizia, sarebbe Luis che direbbe calma o forse basta. Questo è importante perché significherebbe che anche lui si trova sulla scena del crimine. In ogni caso, quella voce finale potrebbe essere anche una deformazione del suono di Pierina post coltellate, per cui va approfondito meglio. La certezza, come io ho sempre detto, però sembra essere che Manuela era sulla scena del crimine. Su Luis ne riparleremo. E c'è un'altra evidenza, ovviamente, che viene da sé. Se Manuela era giù, Loris e Giorgia su. Che cosa stavano facendo? Con chi erano? Cosa pensavano che fosse scesa a fare Manuela? La ricostruzione dell'omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa a Messina, prende sempre più forma mentre gli inquirenti mettono insieme i pezzi di una vicenda tragica. Il presunto assassino è Stefano Argentino, 27 anni, un giovane che frequentava lo stesso corso di laurea della vittima. Il movente sarebbe un amore non corrisposto, caratterizzato da attenzioni ossessive e morbose, mai denunciate formalmente. Restano, però, ancora molti interrogativi, tra cui il sospetto che qualcuno possa averlo aiutato nella fuga. Dopo aver colpito Sara in strada, Argentino è scappato, evitando di tornare nel suo appartamento a Messina e dirigendosi invece verso Noto, in provincia di Siracusa. Gli inquirenti si chiedono come sia riuscito a raggiungere quella località. Aveva un mezzo proprio? Qualcuno lo ha aiutato? Nel provvedimento di fermo della procura si legge che Argentino si è agevolmente dato alla fuga nelle immediatezze dei fatti, potendo contare sull'appoggio di soggetti terzi, in via di identificazione, per far perdere le proprie tracce. Questo lascia intendere che altre persone potrebbero presto essere indagate con l'accusa di favoreggiamento. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo tranquillo, figlio di un operaio e di una casalinga. La sua famiglia gestirebbe anche una casa vacanze. È appassionato di motociclette e tifoso della Juventus. Tuttavia, per i magistrati che hanno disposto il fermo, il giovane ha mostrato una pericolosità non comune e un'efferatezza inaspettata, nonostante fosse incensurato. Uno dei punti chiave dell'indagine riguarda l'arma del delitto. Il coltello con cui Sara è stata colpita non è stato ancora trovato. Il procuratore di Messina, Antonio D'Amato, ha dichiarato che l'arma del delitto deve essere oggetto ancora di ulteriori investigazioni. Secondo un primo esame medico-legale, la ragazza è stata raggiunta da almeno 3 fendenti, 2 alla gola e 1 alla scapola. La ferita alla gola si è rivelata fatale, provocando una grave emorragia. Dalle indagini emerge che Argentino perseguitava Sara da 2 anni. Nonostante questo, la ragazza non aveva mai presentato una denuncia formale, forse sottovalutando il rischio. Il giorno dell'omicidio, poco prima di essere aggredita, aveva inviato un messaggio inquietante a un'amica: il malato mi segue. Poi l'aggressione, in strada, all'uscita del tirocinio universitario. Una testimone ha raccontato agli investigatori la scena a cui ha assistito. Mentre ero in piedi in attesa dell'autobus, ho sentito improvvisamente delle forti grida. Subito dopo ho visto una ragazza mai vista prima fuggire in preda al panico, piangendo e piegata, come in evidente stato di sofferenza. La madre della vittima, Maria Concetta Zaccaria, ha affidato il suo dolore ai social. Noi non sapevamo che era perseguitata, ha scritto. Lei pensava di poter gestire il suo no, perché per lei non era niente, non stavano insieme, voleva solo che la lasciasse stare, voleva vivere, sognare, laurearsi, voleva chiedere la tesi in oncologia, specializzarsi, fare anatomia patologica per le autopsie, invece adesso l'autopsia la faranno a te, amore della mia vita. Nel suo messaggio, la donna esprime tutta la disperazione per una perdita insensata. Sara non parla più, non ride più, è fredda. Non c'è più colore.
Non c'è più il nostro sole, non c'è più la brezza del mare che amavi tanto, non c'è più aria, c'è solo buio e abisso. E tu sei la mia cometa e, girando per l'universo, te ne vai. Sara aveva da qualche mese una relazione con un ragazzo di nome Antonio, non mi aveva mai detto che ci fosse qualcuno che la minacciava, ha raccontato, solo che le mandava messaggi, non sembrava preoccupata. Sui social, il giovane ha espresso il suo strazio. Tutto questo non doveva succedere, mi è stato tolto un pezzo di cuore. Ha poi pubblicato alcune foto con Sara, scrivendole un messaggio d'addio. Ciao amore mio, tutto questo non doveva succedere. Proprio a noi due no, non lo posso accettare, mi è stato tolto un pezzo del mio cuore. La mia bambina, spero solo ti sia fatta giustizia per come si deve, in questo mondo sporco e pieno di assassini senza pietà. Tu sei e sarai per sempre dentro di me, ciao amore della mia vita. Ti porterò sempre dentro di me. Durante l'udienza di convalida del fermo, Stefano Argentino si è mostrato lucido, ma frastornato. Ha ammesso di aver ucciso Sara, ma non ha fornito spiegazioni dettagliate. L'avvocato Raffaele Leone, che lo ha assistito prima di rifiutare ufficialmente il mandato, ha ricostruito il colloquio con i magistrati, ha confermato il delitto, ma non ha spiegato le motivazioni. È il classico femminicidio. Si è reso conto di quello che ha fatto ed è in uno stato di profonda prostrazione. Non ha chiesto scusa, né ha mostrato segni di pentimento. Secondo il legale, Argentino era convinto che l'interesse tra lui e Sara fosse reciproco e che la discussione avvenuta prima dell'omicidio fosse degenerata improvvisamente. Tuttavia, il giovane non ha rivelato dove abbia nascosto l'arma del delitto né ha chiarito perché quella mattina si fosse presentato a lezione armato. Venerdì pomeriggio sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sara Campanella. La procura di Messina ha affidato l'incarico alla dottoressa Elvira Ventura Spagnolo. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori prove e rispondere agli interrogativi ancora aperti, compreso il possibile coinvolgimento di altre persone che potrebbero aver aiutato Argentino nella fuga. Il corpo senza vita di Ilaria Sula è stato ritrovato in un'area boschiva nei pressi del comune di Poli, in fondo a un dirupo, chiuso all'interno di un grosso valigione. Il ritrovamento ha confermato i timori degli inquirenti che, fin dall'inizio della scomparsa della giovane, avevano ipotizzato un epilogo tragico. L'ipotesi di omicidio è stata subito avvalorata dagli elementi raccolti nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Roma, che hanno portato al fermo del principale sospettato, Mark Anthony Sampson, ex fidanzato 23enne della vittima. A incastrare Sampson sarebbero stati i tabulati telefonici e l'analisi delle celle agganciate dal telefono di Ilaria nei giorni successivi alla sua scomparsa, avvenuta il 25 marzo. Gli investigatori hanno scoperto che il ragazzo, dopo la sparizione della giovane, avrebbe utilizzato il suo cellulare per pubblicare storie sui profili social della vittima. Forse nel tentativo di sviare le ricerche e simulare la sua presenza online. La svolta nelle indagini è arrivata la scorsa notte, quando il sospettato è stato condotto in questura per un interrogatorio serrato. Dopo ore di domande incalzanti, il giovane avrebbe ceduto, confessando l'omicidio e indicando agli inquirenti il luogo in cui aveva abbandonato il corpo. Secondo la ricostruzione, dopo aver ucciso Ilaria, l'avrebbe chiusa in una valigia e trasportata con la sua auto fino alla zona boschiva di Poli, dove l'ha poi gettata in un dirupo. Gli investigatori stanno ora cercando il cellulare della vittima, che Sampson avrebbe gettato in un tombino a Roma. Il dispositivo potrebbe contenere informazioni cruciali per chiarire gli ultimi momenti di vita della giovane e il movente del delitto.
Dagli accertamenti in corso emerge che il delitto potrebbe essere avvenuto in un appartamento situato in via Homs, nel quartiere africano di Roma, dove il ragazzo viveva con i genitori. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e la polizia sta eseguendo rilievi scientifici per trovare tracce che possano confermare questa ipotesi. Secondo quanto emerso, Ilaria sarebbe stata uccisa a coltellate. Il movente non è ancora stato chiarito del tutto, ma gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio maturato in un contesto di gelosia o rancore. A Terni, città natale di Ilaria, il dolore per la sua morte è palpabile. La famiglia, sconvolta dalla tragedia, si è chiusa nel silenzio. Il fratello minore della vittima, Leon, giunto a Roma insieme ad alcuni parenti, ha espresso tutto il suo sconcerto. Non riusciamo a darci una spiegazione, perché lo ha fatto. Non capiamo perché lo ha fatto, lo sa solo lui. La comunità locale è sotto shock. I vicini di casa della famiglia Sula descrivono i genitori della ragazza come persone per bene, il padre è operaio, la madre casalinga. Ilaria aveva un fratello di 19 anni, che ora si trova a fare i conti con un lutto devastante. Anche chi conosceva Mark Anthony Sampson fatica a credere a quanto accaduto. Un vicino di casa dell'ex fidanzato lo descrive come un ragazzo educato e gentile. Lunedì scorso l'ho incontrato, era sorridente, mi ha salutato, non ho notato nulla di particolare, è una cosa terribile, inimmaginabile. Un amico di Ilaria, Enrico, la ricorda come una persona pacifica, sempre attenta a evitare conflitti, era una ragazza tranquilla, timida a volte, non amava mettersi in mostra né litigare. Pensare che sia morta in modo così violento è un dolore enorme. L'omicidio di Ilaria ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Questa sera, alle 18:30, davanti alla facoltà di statistica dell'Università La Sapienza, dove la giovane studiava, si terrà un momento di raccoglimento. Sarà presente anche la rettrice Antonella Polimeni, insieme a studenti e docenti che vorranno renderle omaggio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo cordoglio con una nota ufficiale. La notizia della morte di Ilaria Sula ci riempie di dolore e rabbia. Alla sua famiglia e ai suoi amici va tutta la mia vicinanza e il cordoglio di Roma Capitale. La sua morte è una ferita terribile per tutta la città, che non deve rimanere indifferente di fronte all'ennesimo femminicidio. Mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e il movente, resta una certezza: la vita di una giovane donna è stata spezzata in modo brutale. Ora la giustizia dovrà fare il suo corso. All'avvocato che mi ha dato del cazzaro vorrei precisare che la negoziante può benissimo provare di non aver commesso false dichiarazioni in sede SIT, in quanto le fu mostrata una fototessera in bianco e nero, peraltro anche molto sgranata, in cui non era facilmente riconoscibile Claudio. Quindi è insussistente la fattispecie di reato di false dichiarazioni per quanto riguarda la negoziante. Può dormire sogni tranquilli sia per il racconto sbagliato a SIT, non falso ma sbagliato, perché è stata indotta in errore da una fototessera in bianco e nero sgranata di bassa qualità dell'immagine, e al tempo stesso può dormire sogni tranquilli anche per l'ipotetica querela che dovesse mai ricevere da Claudio. Il sospetto è che la commessa della Wind abbia agito dopo 3 anni solo ora che si parla di omicidio, perché qualcuno dal lato di Sebastiano l'abbia spinta ad agire. Questo è il loro sospetto. Sono tutte cose però gravissime che devono provare, e attenzione, cioè se veramente Sebastiano, chi per lui o chiunque altro avesse
fatto una cosa del genere, insomma, è un'accusa molto grave che dovrebbe essere provata da chi fa queste affermazioni e non il contrario, che la negoziante deve provare di non essere stata, diciamo, costretta, convinta o pagata per dire quelle cose. Qualcuno dice che la commessa della Wind una volta lavorava in una discoteca e quindi poteva conoscere Sebastiano il figlio, e che poi vendeva cellulari e Sebastiano, dopo l'amico fornitore di cellulari, poteva già da tempo comprare telefoni da lei. Allora l'idea è che qualcuno l'abbia spinta a uscire. Oppure qualcuno le ha fatto ricordare, non è escluso che qualcuno l'abbia istruita per bene e lei sia venuta fuori dopo 3 anni abbondanti a ricordarsi perfettamente che primo lei era solo in negozio e invece una bufala, perché lei era dietro alla vetrata del negozio. Io l'ho intravista, ho visto una figura che poteva essere lei, con capelli noce chiaro sciolti sulle spalle, mentre mi si è fatta incontro una figura di qualche decina d'anni più giovane, Mora, una ragazza più giovane, alla quale io ho chiesto se una signora o una donna con le fattezze di Liliana fosse entrata quella mattina in negozio. La ragazza mi ha risposto: sono stata io stamattina ad aprire il negozio alle 9, l'orario ufficiale di apertura, almeno così mi ha detto, erano le 9:30 e nessuna persona con queste caratteristiche è entrata in negozio, al che io me ne sono tornato alla mia macchina. Meno di 3 minuti totali tra parcheggiare, attraversare la via Battisti, entrare in negozio, parlare, riuscire 10-12 metri, rientrare in macchina e ripartire. Non è escluso che sia stata indotta a ricordarsi. È gravissimo, no? Che 3 anni abbondanti dopo una signora si ricorda di certi particolari che 3 anni fa non ricordava per niente. Lei si è permessa di dire anche che io, in compagnia di Liliana, avevo messo piede più volte in quel negozio, ed è una bufala stratosferica, per non usare altri termini. Nel tardo pomeriggio di martedì 1 aprile, Peschiera del Garda è stata teatro di un drammatico episodio di violenza domestica che ha destato profonda preoccupazione nella comunità locale. L'allarme è stato lanciato tramite una telefonata al servizio di emergenza 118, che ha subito attivato un intervento congiunto dei carabinieri della compagnia locale e del personale medico. Giunti sul posto, i militari si sono trovati di fronte a una scena angosciante. La donna, una 72enne, giaceva priva di sensi all'interno del garage della sua abitazione. Il marito, di 77 anni, si trovava poco distante, in evidente stato confusionale, respingendo con difficoltà il peso di quanto accaduto. L'anziano marito ha ammesso immediatamente la sua responsabilità nell'aggressione, affermando di aver tentato di strangolare sua moglie. Seppur senza riuscire a fornire spiegazioni chiare e coerenti sulle motivazioni di tale gesto estremo, il personale sanitario ha iniziato immediatamente le procedure di rianimazione sulla donna, riuscendo a stabilizzare le sue condizioni prima di trasferirla d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Qui, la 72enne è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, essendo in condizioni critiche e in pericolo di vita. Il suo quadro clinico ha richiesto massima attenzione e cure intensive per garantirle le migliori possibilità di recupero. Nel frattempo, a seguito dell'ammissione di colpa dell'uomo, i carabinieri hanno proceduto all'arresto per tentato omicidio. Il magistrato di turno, prontamente informato dei gravi fatti accaduti, ha autorizzato il trasferimento del 77enne nella casa circondariale di Montorio, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le indagini si sono messe in moto per cercare di fare luce su una vicenda così tragica.
con l'obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e individuare le possibili cause scatenanti di un gesto tanto violento. Gli inquirenti stanno analizzando i precedenti tra i due coniugi e raccogliendo testimonianze da vicini e familiari per comprendere se vi fossero segnali premonitori di un'escalation conflittuale all'interno della coppia. La comunità, sconvolta e addolorata, attende aggiornamenti su un caso che porta sotto i riflettori la difficile tematica delle violenze domestiche e la necessità di interventi preventivi più efficaci. Nelle ultime ore, a Messina, in via Rotonda a Tremestieri, si è verificato un tragico ritrovamento. Il corpo senza vita di un giovane di 22 anni è stato rinvenuto sulla strada. La scoperta ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate con precisione. Tuttavia, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un possibile gesto volontario. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le circostanze dell'accaduto e ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita del giovane. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, allertati dalle segnalazioni di alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla drammatica scena o si sono accorti della presenza del corpo. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari, compresa l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e l'ascolto di eventuali testimoni, per comprendere cosa sia accaduto e se vi siano fattori o elementi che possano aver influito sulla vicenda. Dopo oltre 2 anni di indagini e un lungo processo, la Corte d'Assise ha emesso la sentenza nei confronti di Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri, ucciso brutalmente con 23 coltellate nella notte del 20 febbraio 2023 all'interno della sua abitazione in via Gabelli. Dopo circa 4 ore di camera di consiglio, i giudici hanno stabilito una condanna a 24 anni di reclusione, a cui si aggiungono 3 anni di ricovero in una REMS, una struttura sanitaria destinata ai detenuti affetti da disturbi mentali. A leggere il dispositivo della sentenza è stata la presidente del tribunale Lorena Mussoni, che ha sancito l'equivalenza tra l'aggravante della crudeltà e il vizio parziale di mente riconosciuto nell'imputato. La Corte ha però escluso l'aggravante della premeditazione e quella dei futili motivi, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare che il delitto fosse stato pianificato con anticipo. L'udienza si è aperta poco dopo le 10 del mattino. Non ci sono state repliche da parte del pubblico ministero Irene Ligliu, né delle parti civili o della difesa. Michael Alessandrini era presente in aula, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Villa Fastiggi, dove è detenuto dal momento dell'arresto. Numerosi i familiari e gli amici di Pierpaolo Panzieri, presenti in aula per ascoltare la sentenza e chiedere giustizia. Molti di loro hanno esposto cartelli e fotografie della vittima, come segno di memoria e vicinanza alla famiglia. La Corte ha riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva a favore dei familiari di Pierpaolo, che si sono costituiti parte civile nel processo, assistiti dagli avvocati Paolo Biancofiore e Fabio Anselmo. L'entità della provvisionale stabilita è la seguente: 150.000 euro per ciascuno dei genitori della vittima, 80.000 euro per il fratello, 30.000 euro per la nonna. La dinamica del delitto: 23 coltellate e una feroce aggressione. L'omicidio si è consumato nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2023. Michael Alessandrini, ospite a casa di Pierpaolo Panzieri, lo ha attaccato improvvisamente, colpendolo 15 volte alla schiena con un coltello da cucina. Pierpaolo ha tentato di difendersi disperatamente, afferrando la lama con le mani e ferendosi nel tentativo di bloccare l'aggressore, ma Alessandrini ha infierito con altri 5 fendenti al collo, fino a sopraffarlo completamente. Dopo aver commesso il delitto, l'assassino è rimasto nella casa per almeno mezz'ora. Durante quel lasso di tempo, ha addirittura telefonato al padre di Pierpaolo usando il cellulare della vittima, cercando di mantenere un'apparenza di normalità. Poi ha lasciato l'abitazione, si è diretto all'Hotel San Marco, dove alloggiava in una stanza. Ha raccolto in fretta i suoi effetti personali, preparato una valigia e fatto perdere le sue tracce,
fuggendo con 500 euro in tasca. L'omicidio è stato scoperto solo la mattina successiva, quando i familiari, preoccupati perché Pierpaolo non rispondeva al telefono, hanno allertato la polizia. Gli agenti sono arrivati rapidamente alla verità: l'ultima persona a essere stata con lui era proprio Michael Alessandrini. Dopo l'omicidio, Alessandrini ha lasciato l'Italia cercando di rendersi irreperibile. Ha viaggiato verso nord, attraversando il confine e arrivando fino in Romania, dove è stato infine catturato. Secondo le indagini, la sua intenzione era di proseguire il viaggio fino in Ucraina, con l'idea di arruolarsi come mercenario nella guerra in corso e far perdere completamente le proprie tracce. Tuttavia, il suo piano è fallito, grazie a un rapido coordinamento tra le autorità italiane e quelle romene. L'uomo è stato individuato e arrestato prima che potesse raggiungere la zona di guerra. Successivamente, è stato estradato in Italia e condotto in carcere a Villa Fastiggi, in attesa di processo, la sentenza e il futuro dell'imputato. Ora, con la sentenza della Corte d'Assise, Michael Alessandrini è stato condannato a 24 anni di reclusione, oltre a 3 anni di ricovero in una REMS, a causa del vizio parziale di mente riconosciuto durante le perizie psichiatriche effettuate nel corso delle indagini. Resta da capire se la difesa deciderà di presentare ricorso in appello, oppure se la sentenza verrà confermata anche nei successivi gradi di giudizio. Per la famiglia di Pierpaolo Panzieri, però, il verdetto rappresenta un primo passo verso la giustizia, anche se nulla potrà mai restituire loro il giovane brutalmente assassinato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.